mondo della politica e le imprese, scossone da centinaia di milioni di euro, calcola la CNA. Gli industriali temono pesanti contraccolpi, ma per la CGA il sistema veneto può reggere. Grana di San Vito, l'ANAS annuncia che la statale di Alemagna riaprirà domani mattina alle 6. L'incubo delle colate di detriti rimane, il governo potrebbe dichiarare lo stato di emergenza. Tragedia di Jesolo, i figli della coppia di motociclisti morti nell'incidente di Jesolo chiedono la verità, il camionista è indagato per omicidio stradale aggravato. Camisano Vicentino, sbucano ordigni dagli scavi in un cantiere, fumo bianco e piccole esplosioni, intervengono vigili del fuoco, carabinieri e artificieri. La mia lista civica sarà argomento di discussione, questa è la convinzione di Luca Zaia in vista del tavolo nazionale del centrodestra fissato per le regionali d'autunno. Quanto alla data del voto, il Presidente torna a chiedere l'Election Day. La Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato legittimi gli atti di nascita dei bimbi figli di due mamme a Padova e ha rigettato il reclamo della Procura Generale del Ministro dell'Interno. Toccante cerimonia all'Università di Padova per l'addio al luminare dei trapianti, il professor Federico Rea, il commosso grazie dei colleghi e dei pazienti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio che riguarda la sanità. Dunque liste di attesa, vota la sanità veneta. Se per voi è promossa in verde 0422 1626 691, se invece è bocciata in rosso 0422 1626 690. L'esito del sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque c'è forte preoccupazione anche in Veneto dopo l'annuncio di Trump sui dazi all'Unione Europea. Sulla questione è intervenuto l'assessore regionale Marcato. Ci mancava solo questa, come se non bastassero le guerre drammatiche che continuano ad esserci, il tema energetico, le materie prime, cioè come se non bastasse tutto questo ci mancavano anche i dazi. Cioè, i grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne che i dazi. A margine della presentazione del nuovo piano di credito regionale a supporto delle imprese venete, l'assessore Marcato ha commentato l'annuncio di Trump sui dazi al 30% per l'Unione Europea. Gli imprenditori per loro natura hanno bisogno di fare investimenti, quindi di pianificare investimenti e avere un'idea di piano industriale. Con un interlocutore come l'America che ogni 3 minuti cambia l'assetto complessivo dei rapporti fra paesi diventa difficile fare tutto questo. Evidentemente uno deve sapere se l'anno prossimo avrà dei dazi oppure no, perché non è che può prescindere da questo. Ripeto, siamo già in una congiuntura particolarmente fragile. Forte preoccupazione è stata espressa anche dalla presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carronna. Temiamo dei contraccolpi pesanti, ha dichiarato. L'Unione Europea sia unita e ferma. Ma secondo la CGA di Mestre il Veneto può puntare su 3 aspetti. Noi abbiamo 3 fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti, l'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questo è un po' il nostro motivo di un minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo un lunghissimo, il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano statunitense noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Frana di San Vito, si lavora per rimuovere la colata e ripristinare la sicurezza della circolazione. Domani pomeriggio riunione tecnica, ANAS annuncia la riapertura alle prime ore dell'alba di domani.
Personale e mezzi ANAS sono al lavoro ininterrottamente da domenica mattina sulla 51 di Alemagna a San Vito di Cadore per rimuovere fango e materiale roccioso. L'obiettivo dichiarato è ripristinare a tempo di record la viabilità e, salvo contrordini o nuovi episodi temporaleschi, la riapertura totale al traffico è prevista nelle prossime ore all'alba del 15 luglio. Il transito sarà consentito sempre nella stessa fascia oraria decisa la settimana scorsa, dalle 6 alle 20, ma l'incubo potrebbe materializzarsi di nuovo. L'ennesima colata di sassi, detriti e fango, un volume di materiale pari se non superiore a quello del 1° luglio, è finita parte sulla strada di Alemagna, l'altra trasportata fino all'alveo del torrente Boite. Le ditte incaricate da ANAS hanno completato la rimozione del materiale più grosso dalla carreggiata e si sta lavorando per il ripristino del pluviometro a bordo strada che è rimasto danneggiato dall'evento. Il protocollo di sicurezza messo a punto venerdì scorso al tavolo della prefettura ha dimostrato la sua efficacia, ma è impensabile poter sostenere la situazione in questo modo. Io spero che anche con il pungolo delle Olimpiadi si provveda a un grande finanziamento, perché io non so quale sia la soluzione, ma penso che una galleria paramassi o altre soluzioni possano garantire la sicurezza ai cittadini. Questa è l'attesa risposta del presidente Zaia, mentre l'attenzione è tutta sul governo che, dichiarando lo stato di emergenza, potrebbe stanziare fondi per la messa in sicurezza dell'Alemagna. Per la Vinità, un progetto definitivo di ANAS nell'ambito delle opere per i mondiali di sci 2021, protocollato il 28 luglio 2017, esiste già e prevede, pur se con calcoli empirici, la realizzazione di un bacino di circa 7.100 metri cubi, non tanto per il contenimento della colata, ma per un effetto migliorativo della situazione osservata allora. Nel 2017 il geologo Fenti e il progettista Marcer auspicavano che gli enti competenti prendessero in considerazione di realizzare un altro piccolo invaso di contenimento di circa 5-6.000 metri cubi a Monte della Briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del canalone dell'altro ramo di colata posto in destra orografica. Peccato che tutto sia rimasto nel cassetto. Al momento la situazione resta davvero di difficile soluzione, perché se non si interviene strutturalmente o se non si appronta urgentemente la viabilità alternativa, i problemi potrebbero diventare d'ordine pubblico. Tant'è la rabbia fra lavoratori pendolari che da questa mattina hanno dovuto salire sulle Tre Croci per andare a Cortina. La dignità di chi ha scelto di vivere e lavorare in montagna non può essere calpestata, lo affermano a gran voce i lavoratori pendolari che fanno la spola fra il Cadore e Cortina e che dopo la frana a San Vito sono costretti a viaggi della speranza fra i tornanti del passo Tre Croci. Il sollievo parziale per tutti è durato pochi giorni e dopo l'ennesima colata dal Marcore è ricominciato l'incubo, cui per farvi fronte aveva cercato una soluzione il Comune di Cortina, annunciando la disponibilità di navetta NCC per il transito sulla 426. Il risultato, oltre al danno, la beffa dopo aver scoperto che il biglietto richiesto a persona costa 30 euro al giorno. Io capisco benissimo che ognuno fa il suo business ed è giusto che sia così, però dobbiamo anche renderci conto che noi stiamo dando un servizio della gente che viene a lavorare, non è il turista che si può permettere di pagare un biglietto a fronte di un servizio che poi può avere, faccio per dire, nel rifugio. Qui stiamo parlando di gente che ha necessità di avere questo servizio per venire a lavorare. La gente è arrabbiata, tanto più che il transfer non porta in centro, né a Cortina né a San Vito, ma in luoghi comunque isolati che richiedono spostamenti di chilometri a piedi o con i mezzi pubblici, che al momento non ci sono. Il sindaco Lorenzi chiede a chiunque sia in grado di rendersi disponibile per questo servizio di ragionare in maniera diversa. Se, faccio per dire, costa 10 euro, 15 euro la tratta, è logico che quella tratta lì deve avere un margine di guadagno, perché assolutamente non è in discussione, però magari possono essere 20 euro suddivisi per le 8 persone che sono all'interno del mezzo. Allora con 2-3 euro penso che anche 5 qualcuno si possa permettere il servizio, altrimenti vuol dire aver vanificato tutti gli sforzi dell'amministrazione insieme al sindaco di San Vito per mettere a terra un servizio che poi non riesce a riscuotere il risultato per la quale noi ci stiamo andando a fare. Alcune aziende hanno deciso di accollarsi i costi del transfer, sollevando così dall'ulteriore disagio i propri dipendenti. Altri lavoratori meno fortunati sono costretti a spostarsi percorrendo il Tre Croci. Gli autisti NCC che si sono prestati al servizio sono esclusivamente quelli autorizzati. Il chiarimento è arrivato nelle scorse ore dal Consorzio di Promozione Cadore Dolomiti di San Vito, che aveva ricevuto segnalazioni in merito ad autisti che in questi giorni hanno usato il business, ci si sono tuffati a capofitto.
Ed ora parliamo della tragedia di Jesolo, un lutto gravissimo, la perdita di entrambi i genitori. Oggi Federico e Simone, i figli della coppia di arleisti morti nel maxi incidente di Jesolo, chiedono la verità sulla morte di mamma e papà, figli che prenderanno parte alle fasi delle indagini preliminari. Si fa sempre fatica a pesare il lutto, la perdita, ma entrambi i genitori è un fatto gravissimo. Omicidio stradale aggravato con pluralità di eventi. Questo è il reato che si configura a carico del camionista moldavo di 44 anni di Padova che sabato pomeriggio in via Adriatica a Jesolo guidava completamente ubriaco il suo furgone, confermato infatti lo stato di ebbrezza con esami ufficiali, e unico indagato nel maxi incidente con coinvolte diverse autovetture e un camion con 4 feriti, e costato la vita alla coppia di motociclisti originari di Marghera, residenti a Peseggia di Scorzè, di ritorno dal mare in sella all'Harley, Manuela Ghezzo, 60 anni, il prossimo 18 agosto, e il marito Davide Magnanini, 59. A parlare è l'avvocato Simonetti di Mestre, il legale di fiducia dei figli della coppia, Simone 30 anni e Federico 25, 2 ragazzi che in un pomeriggio d'estate hanno perso tragicamente tutto, perdendo entrambi i genitori. È un lutto che merita la massima attenzione, la massima scrupolo, proprio perché anche se il dolore non è che si possa pesare, ma capisce che si tratta di una famiglia di 4 persone che viene dimezzata. Figli che ora chiedono verità su quanto accaduto. Il mandato l'abbiamo ricevuto stamattina, quindi non abbiamo visto nessun documento. Dalle notizie di stampa sembrerebbe appunto che l'omicidio colposo sia aggravato dall'ebbrezza alcolica e, come le dicevo, i camionisti hanno la tolleranza zero sull'alcol nel sangue, e quindi i numeri che ho letto sulla stampa sarebbero di particolare gravità. Figli che prenderanno parte alla fase delle indagini preliminari. Se viene disposta una perizia, una consulenza tecnica in questo caso, hanno facoltà di nominare un ingegnere, ed è quello che si consiglia sempre in questi casi, perché leggere poi dalla stampa la ricostruzione di quello che è successo non è il modo migliore poi per cercare di affrontare queste tragedie. In questo caso l'omicidio purtroppo è plurimo, nel senso che nello stesso evento perdono sia la mamma che il papà, e quindi merita l'approfondimento massimo e la massima diligenza nel ricostruire quello che è successo. Poi i tempi delle perizie sono 30-40 giorni normalmente. Un sabato pomeriggio in apparenza come tanti sulla rotonda Bennett di Jesolo, quello appena trascorso, dove invece la vita di entrambi i genitori di Simone e Federico è stata spazzata via per sempre. Ed ancora cronaca, stop alle consegne notturne da Alibaba Pizzeria di Mestre dopo la rapina con coltello e bastone al rider delle pizze di sabato scorso. Stop alle consegne notturne da Alibaba in via Bissuola Mestre dopo la violenta rapina al rider delle pizze subita sabato scorso dopo le 22:30, quando 3 banditi mascherati con cappuccio e armati di coltello e bastone, 2 dei quali dalla pelle chiara con il terzo, pare, di nazionalità africana, hanno rapinato il rider delle pizze dell'incasso della serata, 400 euro scarsi. Lui ancora ha paura, adesso non facciamo più la consegna a domicilio dopo alle 10. Però paura sempre c'è, queste cose, perché è importante la salute e la vita. È lo stesso Hussain, il rider delle pizze di nazionalità pakistana di 34 anni, ancora sotto shock, che in mattinata ha presentato denuncia dell'accaduto in questura Venezia, a raccontare la violenta aggressione subita al quartiere Pertini a Mestre mentre consegnava le pizze a domicilio. 3 persone, una persona con cartello, una persona con bastone. Dove ti hanno puntato il coltello? A questo. Sulla pancia? Sì. Cartello 20-30 centimetri lungo. E uno ti ha puntato il coltello e un altro invece? Sì, una bastone. Sul collo? Sì. La decisione di sospendere le consegne dopo le 22, una rinuncia forzata che riflette il clima di paura crescente tra i lavoratori e l'esercente del quartiere Bissuola. Ad ottobre scorso un'altra rapina con lo stesso modus operandi. Perché è successo 3-4 mesi fa un'altra pizzeria, ho sentito, e anche con noi lo stesso posto e le stesse cose è successo.
Quindi è una banda che agisce? Secondo me sì, c'è una squadra che fa queste cose. Ed ora andiamo a Camisano Vicentino, sbucano ordigni dagli scavi in un cantiere, fumo bianco e piccole esplosioni, intervengono vigili del fuoco, carabinieri e artificieri. Allarme esplosivi in tarda mattinata nella zona industriale di Camisano Vicentino. Verso le 10:30, nel corso di alcuni scavi per la posa di grosse tubature drenanti all'interno del parcheggio di un'azienda in via dell'Innovazione, la benna della ruspa colpisce e frantuma un contenitore in legno a 2,5 metri di profondità. All'interno alcune sfere metalliche, molto probabilmente granate al fosforo della Prima Guerra Mondiale, che a contatto con l'aria rilasciano fumo denso. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco. La situazione era tutta l'area che si vede in fondo con quei tubi in cemento era coinvolta da fumo bianco pesante che faceva fatica a diluirsi e si diluiva leggermente un po' alla volta col vento. Quelli sono quegli involucri di metallo che dovrebbero essere tipo granate da mortaio, che una sta ancora fumando, non si vede, ma comunque tenendole bagnate riescono a stare sotto controllo, insomma. E il pericolo è così, è tenuto a bada da questa situazione, insomma, che si vede. C'era rischio per il fumo forse che creava il fosforo, perché ci sono state anche 4-5 esplosioni durante lo spegnimento, ma non ha fatto sta esplosione devastante. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha fatto scattare dalla prefettura tutte le procedure previste in questi casi, del tutto simili a quelle note avvenute nei cantieri della TAV. In questo caso non si trattava fortunatamente di bombe da aereo. Il sindaco alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sono ritrovamenti storici di quel tempo là, quando una famiglia si trova nel ritiro magari di qualche azione militare in casa, qualcosa, era comune metterla in sicurezza, scavare una buca e metterla sottoterra, insomma. Allora, a livello di sicurezza, quanto è preoccupante questo ritrovamento? No, effettivamente a livello di sicurezza no, perché gli esperti che sono arrivati ci hanno già tranquillizzato. Nel pomeriggio sono arrivati artificieri, hanno messo in sicurezza l'area, hanno tolto tutto quello che c'era da togliere. Ci preoccupava all'inizio perché le notizie che arrivano sono sempre un po' allarmanti, ma è giusto così. Però dopo abbiamo preso coscienza di tutto e tutto quanto si sta risolvendo nel modo migliore per tutti, insomma. Siamo alla politica, la mia lista civica sarà argomento di discussione, questa è la convinzione di Luca Zaia in vista del tavolo nazionale del centrodestra fissato per le regionali d'autunno. Quanto alla data del voto, il Presidente torna a chiedere l'Election Day, una data unica per le 6 regioni chiamate alle urne. Stiamo attendendo di capire se si riesce a fare un election day nazionale, cioè quindi mettere assieme tutti. Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma, semplicemente non si è fissata la data per questo, non ci sono altre strategie. Se non ci sarà l'election day fisseremo la data, fisserò la data come è giusto che sia. Nessuna dietrologia, nessuna tattica occulta, semplicemente Luca Zaia aspetta un segnale esterno, visto che le regioni al voto in autunno saranno 6, inutile andare in ordine sparso, il principio ribadito di fatto anche da Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, che aggiunge un tassello rigorosamente tecnico e amministrativo, ma dall'indubbio peso specifico. Viviamo un rischio concreto, cioè quella di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza PNRR, ricordo, a giugno del prossimo anno. Quindi bisogna trovare una soluzione, o sia quella di rinviare di qualche mese le elezioni, o sia quello di fare una norma ad hoc per non andare in bilancio provvisorio. Qualsiasi essa sia, però dobbiamo tutelare, perché oltretutto rischiamo con questa tornata elettorale di consegnare ogni 5 anni a 5 regioni di andare in bilancio provvisorio. C'è poi la sostanza politica, con il tavolo nazionale del centrodestra chiamato a riunirsi nella prima parte della settimana, ordine del giorno proprio le regionali. Per il Veneto Meloni, Tajani, Salvini dovranno iniziare soprattutto a sciogliere il nodo del candidato presidente, soppesando un altro fattore dirimente, ovvero la presenza di una lista Zaia che lo stesso Zaia sembra dare per scontata. Ovvio che immagino che il tavolo nazionale anche questo sarà un argomento di discussione, visto e considerato che
dell'eventuale lista Zaia, una lista che è rispettosa nei confronti anche di tutti coloro che non votano Lega, che non votano centrodestra, ma che comunque si sentirebbero, sarebbero disponibili a sostenere magari comunque una candidatura. Lista Zaia da un lato, futuro personale di Zaia dall'altro, con il diretto interessato che continua a professarsi fatalista. In Veneto si dice, c'è un proverbio che dice tutti la vuole, nessuno la ciol, o tutti lo vuole, nessuno lo ciol. Cioè, non ho la più pallida idea, guardi, zero assoluto, nel senso che non ho mai partecipato a riunioni o tavoli nei quali ci si occupi del mio futuro. Vedremo cosa accadrà, bisogna essere anche fatalisti, no? La Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato legittimi gli atti di nascita dei bimbi figli di due mamme, biologica intenzionale, e ha rigettato il reclamo della Procura Generale del Ministero dell'Interno verso la decisione del Tribunale di Padova, che aveva rigettato il ricorso di quella procura contro l'atto di nascita di una bambina nata nel 2018, figlia di una coppia di madri. La notizia è stata data dall'avvocato Alexander Schuster, che assiste le due donne padovane. La Corte, spiega legale, ha stabilito che il sindaco del comune di Padova aveva operato nel solco della Costituzione e formato atti che oggi sono stati giudicati legittimi. Viene così definitivamente tutelata, commenta Schuster, l'identità di questa minore di 7 anni, uno dei primi casi Patavini. Bocciato allo scritto ad un esame all'università, chiede al professor Alessandro Minello di promuoverlo comunque, dandogli un 18. È stata una sorpresa, nel senso che dopo 20 anni di insegnamento è la prima volta che ricevo una domanda così diretta, che devo dire la verità mi ha rattristato, perché alla fine, dobbiamo dire la verità, non possiamo incolpare tanto questo ragazzo, ma forse dobbiamo fare una riflessione noi, cioè noi come adulti, noi come società, noi come comunità, a scuola, se siamo in grado di trasmettere i veri valori che sono collegati anche allo studio. Non incolpa il ragazzo, il professor Minello, ma addirittura si assume la responsabilità se il valore dello studio non è entrato dentro il DNA del giovane in questione, che avrebbe voluto una promozione nonostante un fallimento e dedicarsi invece alla tesi. Non siamo riusciti a far capire a studenti come questo ragazzo che studiare serve per capire le cose, per poi portarle nel lavoro o in ulteriori percorsi di studio. E questo è, secondo me, purtroppo, come l'ho anche detto, un fallimento nostro, perché la fatica, l'impegno, la responsabilità sono valori fondamentali per realizzare qualunque obiettivo. Nulla a che vedere con i giovani che hanno rifiutato di fare l'esame orale alla maturità, che contestano invece modi e regole. Si può essere d'accordo o meno con delle regole, però il cambio di queste regole deve avvenire secondo percorsi definiti. Non si può, rifiutarsi di fare determinate cose perché non vanno bene. Se non vanno bene si cambiano, ma vanno cambiate nel modo corretto. Dopo essere scappate dal monastero di Vittorio Veneto ed essere andate ad abitare in una nuova villa a San Vendemmiano, ora le monache di clausura sbarcano sui social. Se qualcuno si stesse chiedendo come procede la vita fuori dal convento per Madre Aline e le sue consorelle in fuga, non ha che da accendere il telefonino e ad accedere ad Instagram. Sul profilo di Madre Aline, creato il 1° luglio scorso, le monache si mostrano sorridenti, intente a fare l'orto e a pregare. Una serenità ritrovata la loro dopo i numerosi patimenti subiti in primavera nel monastero di Vittorio Veneto. Mas ele prometeu estar conosco. Molti dei contenuti offerti sono in brasiliano, la lingua natia di Madre Aline Grammaci, che proprio dal Sud America è approdata in Italia ormai più di 20 anni or sono. La motivazione è semplice: in Brasile la rete televisiva Globo aveva mandato in onda uno speciale sulle monache che ha acceso l'interesse verso la loro vicenda. È questo semplicemente un modo per rimanere in contatto con tutti quelli che ci hanno scritto dopo la messa in onda in Brasile e per dare messaggi positivi dopo tutte le cose negative che ci sono accadute. Non volevamo restare lì con i pensieri, ha spiegato l'ex abbadessa, sorridendo come solo lei sa fare. Cerimonia toccante all'Università di Padova per l'addio al grande luminare dei trapianti, il professor Federico Rea.
L'alzabara solenne nel cortile del Palazzo del Bo, il cuore della vita accademica. Il saluto commosso e carico di gratitudine al professor Federico Rea, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica e del Dipartimento di chirurgia, stroncato da una forma di leucemia rara e aggressiva a 68 anni. La famiglia del professore ha ricevuto l'abbraccio e l'affetto dei tanti colleghi di ospedale e di università che hanno ricordato i grandi meriti del professor Rea, ma anche dei pazienti curati nel corso degli anni e salvati grazie alla sua bravura, umanità e capacità che erano riuscite a portare il Dipartimento ai massimi livelli in Italia, come ha ricordato Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera. Una persona che mi ha sempre proposto progetti innovativi, di valore, ma con grande entusiasmo, una persona che poneva i problemi ma nello stesso tempo anche le soluzioni, e per me è stato veramente un onore camminare al fianco del professor Rea e un onore averlo conosciuto e condiviso questa esperienza di direzione aziendale. Era un punto di riferimento importante per l'azienda, l'ha portata a livelli nazionali per quanto riguarda appunto il trapianto del polmone. Il professor Rea ha lavorato fino a pochi giorni prima di morire. È stato in sala operatoria per effettuare un intervento delicato nonostante fosse debilitato dalla febbre, e in un suo ultimo messaggio ha consigliato le dimissioni per il paziente che ha seguito fino alla fine. Il professor Rea era tante cose, era sicuramente un nostro professore, un accademico, e avete visto quanti ruoli ricopriva: direttore del Dipartimento universitario, senatore accademico, ma soprattutto era un grandissimo chirurgo e un grandissimo medico. Il suo primo pensiero e il suo primo, penso, impegno era proprio quello nei confronti dei pazienti. Presenti alla cerimonia solenne il sindaco di Padova Sergio Giordani e il governatore del Veneto Luca Zaia. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.